Giorgio Brandolin, un importante evento in occasione di questa festa che si organizza qui a Gradisca, ma soprattutto un evento sportivo che porta ancora una volta le nazionali giovanili qui in Friuli, una sorta di stage in vista del mondiale Under 20 femminile. E ancora una volta il Friuli si distingue per questo. Ma sì, diciamo che abbiamo avuto la fortuna intanto di essere apprezzati come territorio, come impianti sportivi sia dagli amici argentini sia dagli amici ovviamente della Federazione Italiana Calcio, che qui è stata ospite con tutte le nazionali, e quindi l'occasione ci ha portato anche ad allestire, grazie a Gradisca e l'amministrazione comunale di Gradisca, questi spazi per far festa per loro ma anche un po' per noi. Possiamo dire Isontino come laboratorio di crescita? Ma l'Isontino è un laboratorio, se mi permette, di tante cose, intanto di collaborazione transfrontaliera. Ricordo che giocherà l'Argentina anche con la nazionale slovena, che subito hanno aderito a questa nostra richiesta, e quindi quella è la cosa più importante. È un laboratorio anche di convivenza, se mi permetti, è un territorio molto aperto, persone semplici, ma permettimi di dire orgogliosamente, lo dico, aperte e culturalmente molto preparate. Uno azzardato, ma senza dirlo, una sorta di Coverciano in versione ridotta. Ma magari Coverciano, un bellissimo impianto, io lo conosco molto bene ed ha delle grandi potenzialità. Diciamo che qui è una località, è un territorio dove la gente è molto semplice, accogliente, non disturba la preparazione, quindi credo che avremo ancora occasione di avere altre nazionali a Gradisca, a Cormons, nella nostra piccola provincia, così come da 20 anni a questa parte le abbiamo avute tutte, dalle più piccole alla nazionale di Trapattoni prima e di Lippi dopo, che qui ha sempre trovato serenità, tranquillità, non esaltati, ma gente che sa capire che questi sono momenti di preparazione, non di esaltazione.